Buonasera e bentornati a Secondo Noi. Tra i comparti produttivi e quello del turismo, un ruolo sicuramente centrale del nostro territorio regionale è quello dell'agricoltura. Ne parliamo questa sera con Cristiano Sciaurli, che oltre a essere assessore regionale appunto all'agricoltura è anche consigliere eletto nel gruppo del PD. Buonasera. Buonasera a tutti. Ecco, allora dicevamo, il territorio regionale mantiene una sua forte vocazione agroalimentare. Andiamo dal lattiero caseario, delle buone produzioni che riguardano il vino, ci sono anche delle recenti novità che avete comunicato appunto al Vinitaly. Partiamo però dai numeri dell'ultima legge di stabilità, che è quella che fondamentalmente mette i soldi, che stanzia importanti risorse per il comparto dell'agricoltura. Abbiamo confermato anche in questa finanziaria, anche con, credo, il consenso unanime del Consiglio, uno stanziamento di circa 50 milioni di euro per il comparto agricolo ed agroalimentare. Sono risorse che sono state sostanzialmente crescenti in questi anni e che ci hanno visto fare degli investimenti davvero importanti. Erano anni che secondo me così tante risorse non venivano destinate a questo comparto. A me piace ricordare alcune scelte importanti. La prima è dare costanza di investimento al sistema irriguo regionale. Penso che sia fondamentale per un'agricoltura moderna e anche per poter competere su livelli internazionali, quindi sono ormai 2 anni che circa 11 milioni e mezzo vengono destinati ai consorzi di bonifica e ai consorzi irrigui proprio per migliorare il sistema irriguo regionale. Nello stesso tempo abbiamo fatto un grandissimo investimento sulla legge 80, abbiamo stanziato le risorse già in finanziaria, ma negli ultimi anni abbiamo investito sul fondo di rotazione in agricoltura circa 200 milioni di euro. Erano risorse che non si vedeva da tantissimo tempo per una norma e per una possibilità che spesso ci dimentichiamo è peculiare della nostra regione. In altre regioni, credetemi, ce lo invidiano molto spesso. È una norma molto semplice, immediata per gli agricoltori, che gli permette di fare a tasso zero sia investimenti ma anche ristrutturazione e consolidi dei debiti. Da questo punto di vista penso che scelte importanti e anche percepite dal settore primario siano state compiute. Una veloce panoramica su invece degli specifici interventi per quanto riguarda ad esempio il vino. So che c'è qualcosa nella ribolla gialla, ma anche nel formaggio. Noi abbiamo, allora io sono convinto che sempre più ci identificheremo per la nostra capacità di valorizzare le peculiarità. Banalizzo, le cose che non possono essere fatte altrove, per cui quei prodotti che non possono essere riprodotti in altri territori né italiani né internazionali. Da questo punto di vista abbiamo fatto alcune scelte. La ribolla gialla, se parliamo di vino ad esempio, è un vitigno che è stato dagli ultimi dati statistici riconosciuto come il vitigno in maggiore espansione sia produttiva che di valore dell'intera Italia. Per tanti anni siamo stati un po' invidiosi delle scelte di altre regioni italiane. Io penso che per una volta possiamo essere orgogliosi dei risultati che un nostro vitigno sta ottenendo. Però bisogna dare anche un supporto alle imprese agricole, quindi abbiamo deciso con l'Università di Udine davvero di avviare un progetto triennale per aiutare la coltivazione e anche l'utilizzo in cantina della ribolla. Nello stesso tempo è innegabile che ci sono settori ancora in particolare crisi, penso in particolare alla zootecnia da latte, e anche qui io sono convinto che sempre più noi riusciremo a qualificarci e a ottenere dei risultati se puntiamo sul prodotto trasformato, sulla capacità di dare valore aggiunto non soltanto al latte ma anche ai prodotti caseari. Per questo abbiamo fatto una scelta anche qui importante, molto impegnativa dal punto di vista economico per la Regione, circa oltre 700 mila euro in 3 anni, per rilanciare il Montasio. L'abbiamo fatto insieme al Consorzio del Montasio, insieme ovviamente anche a tutti gli attori della filiera, ma siamo convinti che la nostra unica DOP sui formaggi debba ritrovare visibilità nazionale ed internazionale. Quindi un piano promozionale per far conoscere ancora di più il nostro formaggio, ma soprattutto per identificarlo sempre più con il nostro territorio e con le qualità organolettiche del nostro latte e con la bellezza anche della nostra regione. Dai prodotti spostiamoci sui produttori. Un settore, una fascia diciamo, che ha sempre bisogno, di qualsiasi settore parliamo, ha sempre bisogno di aiuto, è quella dei giovani, soprattutto quei giovani che vogliono iniziare, avviare un'attività. C'è anche c'è la Regione che interviene anche con dei fondi europei. Assolutamente, sul programma di sviluppo rurale c'è quello che abbiamo chiamato pacchetto giovani.
Si chiama pacchetto perché diversamente dal passato non diamo solo un premio anagrafico, che è certo importante per un giovane che avvia un'attività, ma diamo la possibilità barra l'obbligo al giovane di fare un investimento aziendale, ovvero vogliamo premiare quei giovani che davvero ci dimostrano di aver scelto che l'agricoltura è il loro futuro professionale. Quindi sono risorse davvero importanti che abbiamo stanziato sul programma di sviluppo rurale. Il primo bando si è già chiuso e stiamo predisponendo le graduatorie, è andato ovviamente molto bene anche in termini di risposte. Penso che la sfida sia quella ovviamente di aiutare questi giovani in termini economici e finanziari, ma sia anche quella di capire che innervare la nostra agricoltura di nuove competenze e anche di quel coraggio e di quella capacità di innovare che a volte hanno i giovani diventa fondamentale. La positività in termini di risposte vuol dire che avete scoperto che i giovani vogliono fare agricoltura? Beh, da un lato vuol dire che abbiamo più domande di risorse di quelle che abbiamo disponibili, ahimè. Ovviamente qui cercheremo di fare anche delle riflessioni, ma significa anche che c'è un'attenzione molto forte da parte delle nuove generazioni. Lo testimoniano anche le iscrizioni sia alla nostra facoltà di agraria, ora dipartimento, sia ai nostri istituti tecnici agrari. C'è davvero una riscoperta dell'agricoltura e penso che anche per la qualità della nostra formazione portare dei giovani nelle nostre imprese significa anche fare un salto di qualità. Parliamo torniamo al vino e parliamo di DOC, soprattutto nella recente Kermesse Vinitaly, la più importante in Italia, insomma con il suo ruolo anche in Europa. Si è parlato di DOC del Triveneto per il Pinot Grigio. Si è parlato anche di DOC unica anche in precedenza per la nostra regione. Qual è il significato? Cosa significa in termini concreti parlare di DOC e a cosa serve? Beh, le denominazioni di origine sono quell'etichetta che attraverso dei disciplinari, io direi delle regole, ci permettono di mettere in trasparenza un prodotto, di renderlo tracciabile e di metterci nei confronti del cittadino consumatore come una realtà che punta sulla qualità. Da questo punto di vista abbiamo fatto delle scelte e anche ottenuto dei risultati davvero importanti, penso alla DOC Friuli o Friuli Venezia Giulia, che ci permette finalmente di identificare immediatamente il nostro vino con il nostro territorio. Ribadisco per l'ennesima volta, non è una DOC impositiva, le DOC storiche continueranno ad esistere, rimangono come rimangono anche per il Pinot Grigio, è un'opportunità in più che diamo ai nostri agricoltori e ai nostri imprenditori. È un'opportunità che si è ottenuta dopo 40 anni, certo per il lavoro che ci hanno messo le istituzioni, ma devo dire anche per quella unità del comparto della filiera vitivinicola che ci ha permesso di superare alcuni antagonismi e campanili che spesso in questa regione sono ancora presenti per trovare un risultato che secondo me può far fare un salto di qualità e un passo in avanti a tutti. Crede che sia un'opportunità delle imprese al di fuori ovviamente della nostra regione e quindi per guardare meglio all'estero e per farci guardare meglio all'estero? Beh, allora, noi dobbiamo partire ogni tanto dai dati, in agricoltura spesso si dimenticano i dati. Noi abbiamo avuto un aumento dell'export vitivinicolo dal 2010 al 2016 che sfiora il 60%, cioè non l'1% che siamo abituati, ahimè, a discutere sul PIL nazionale, ma quasi il 60% di aumento dell'export vitivinicolo ci sta a dimostrare che quello è il mercato in espansione, che quello ovviamente è la nuova frontiera su cui dobbiamo, tra virgolette, competere. È un mercato ovviamente fortemente competitivo e difficile, devo dire che sempre più il cittadino consumatore, non solo italiano, anche quello europeo ed estero, cerca un prodotto che si identifichi con un territorio, vuole sapere cosa sta dietro un'etichetta, una bottiglia di vino. Quindi identificarlo fortemente con il nostro territorio diventa, secondo me, e può essere un vantaggio competitivo. Qual è stata la risposta dei produttori? Beh, però per ora all'anno zero, perché abbiamo cominciato proprio con la vendemmia 2016, in anno in corso, la risposta è altamente positiva, siamo oltre i 1500 ettari rivendicati a DOC Friuli. Credo che sia una bellissima risposta e penso, ripeto, che anche quelle paure che c'erano di vedere sparire alcune DOC storiche si stanno pian piano superando, perché le DOC storiche continuano ad esistere, continuano a rivendicare e nello stesso tempo alcune zone riescono ovviamente con la DOC Friuli a identificare meglio i loro prodotti.
A Vinitaly, tornando alla Kermesse, è stata illustrata anche quello che è il frutto di una legge che è nata in Consiglio regionale, in particolare all'interno del gruppo consigliare del PD dal collega Vittorino Boem, Strade del vino e dei sapori. In poche parole di che cosa si tratta? Questa è la dimostrazione che il comparto vitivinicolo ovviamente è un comparto che è indissolubilmente legato al comparto turistico. Sempre più il turismo si sposta non solo per i canonici mare e montagna, ma perché cerca altre suggestioni, altre emozioni. Gli ultimi dati ci dicono che il 35% dei turisti cerca la qualità enogastronomica nei luoghi che frequenta. Quindi le strade del vino e dei sapori ci permetteranno di fare quell'attività di accoglienza e ci permetteranno di presentare al meglio le nostre cantine, la nostra offerta vitivinicola e anche gastronomica, ma costruendo dei percorsi, degli itinerari che al turista possono essere presentati. Diventa un prodotto da vendere. Diventa un prodotto da vendere, diventa anche più semplicemente una regione che migliora la sua accoglienza. È innegabile che abbiamo delle qualità straordinarie, delle bellezze che sono eccezionali, a volte pecchiamo ancora in termini di accoglienza nei confronti del turista. Con questa scelta io penso che facciamo un passo in avanti anche in questo. Abbiamo tempo ancora per una domanda e tornerei al lattiero caseario. E guardando soprattutto al territorio montano, è un territorio ricco anche di malghe, quali sono le azioni della Regione a sostegno di questo settore? Il settore lattiero caseario non è solo montano, io devo dirlo, il settore lattiero caseario è in particolare importante in pianura, ma su questo ho già detto prima, penso che dovremo puntare molto sulla trasformazione dei nostri prodotti e anche sulla capacità di fare rete che a volte in passato ci ha fatto sfuggire di mano alcune filiere zootecniche e anche di trasformazione lattiero-casearia importantissimo. Per quanto riguarda il settore montano, se si parla di alpeggio e soprattutto di settore malghivo, devo dare la buona notizia che abbiamo appena ricevuto 2 importanti finanziamenti comunitari dei progetti Interreg Italia-Austria per circa 2,5 milioni di euro, che ci permetteranno di fare un grandissimo investimento, sia in termini di promozione turistica delle nostre malghe, perché le malghe devono essere anche questo, sia in termini di miglioramento agronomico, quindi ovviamente della produzione e della vendita dei prodotti. Nello stesso tempo io penso che la montagna, e davvero credo che sia la cesura, ha anche un altro grande settore su cui può lavorare e deve ancora migliorare, ed è quello della filiera bosco-legno. Abbiamo avuto dei risultati eccezionali in questi mesi, riconoscimenti internazionali, siamo la regione con più foreste certificate d'Italia, vediamo che grandi architetti scelgono il nostro legname per fare le loro opere e penso che su questo, anche questo, possa essere uno degli assi di sviluppo della nostra montagna. Bene, il tempo a nostra disposizione è terminato, abbiamo avuto una buona illustrazione in termini generali di quello che la Regione Friuli Venezia Giulia offre per chi vuol fare agricoltura e offre come anche prodotti del territorio. Ringrazio Cristiano Sciaurli, consigliere regionale e assessore regionale, ringrazio tutti voi da casa per l'attenzione, l'appuntamento è la prossima settimana, stesso canale, stessa ora. Buonasera. Buonasera, grazie a voi.